Al via ieri la quinta edizione di Sicilia in Bolle, l'evento che ha acceso i riflettori sul mondo della spumantistica e che ha visto quest'anno la partnership del Parco della Valle dei Templi di Agrigento. Si è infatti discusso per l'occasione di Sicilia Trentino, due grandi territori a vocazione enogastronomica, che ha voluto tracciare similitudini e differenze di due territori in forte crescita sul fronte enogastronomico ed enoturistico. Sono intervenuti tra gli altri Camillo Privitera, presidente dell'AIS Sicilia, Giuseppe Parello, direttore del parco, Gregorio Sparacino, vicepresidente delle Strade del Vino, Alessandro Torcoli, direttore del Civiltà del Bere, Sabrina Schenchi, rappresentanza dell'Istituto Trento Doc, Luigi Bonsignori, presidente delle Strade del Vino della Valle. Ha dato il saluto ai presenti il delegato AIS di Agrigento, Francesco Baldacchino. Il convegno ha come tema quello di soffermarsi su quello che è il fenomeno enoturismo, è un fenomeno sempre più in crescendo che ci sta coinvolgendo, quindi anche Agrigento che diciamo la verità si è anche attrezzata in merito con l'aver fondato la strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi, quindi anche noi ci siamo messi un po' a correre verso questo traguardo che è quello di poter prendere sempre più turisti o wine lovers come vengono chiamati. Il tema è l'enoturismo, ma anche il gemellaggio tra due territori vocati che fanno dell'enoturismo un comparto molto importante, che è quello del Trentino e la Sicilia. Due luoghi così distanti ma che su certe cose, credetemi, hanno molte cose in comune e molte cose da raccontare. Più che un progetto ormai è diventato una realtà, abbiamo costituito la strada del vino e dei sapori, ci sono 14 aziende vitivinicole, 6 aziende olearie, il meglio dell'enogastronomia della Valle dei Templi, ci sono coinvolti circa 21 comuni, da Agrigento fino a Casteltermine al nord, verso Caltanissetta verso est, fino a Licata verso sud. L'obiettivo è quello di valorizzare la produzione del Nero d'Avola come vitigno principe della nostra Sicilia. In questa zona si concentrano non lo diciamo noi, lo dicono i dati anche degli ultimi concorsi internazionali di Bruxelles si concentrano il meglio delle nostre produzioni, la stragrande maggioranza dei vini premiati provengono dalla zona tra Campobello di Licata, Canicattì, Naro e questo ci permette di avere conferma del fatto che questo è un territorio vocato. Dobbiamo, e questo è il nostro obiettivo, raccontare al più del milione di visitatori della Valle dei Templi, ma agli oltre 6 milioni di turisti siciliani, che in questa terra è possibile visitare non solo la valle ma tutto il patrimonio, non solo artistico ma anche enogastronomico. Ha impressione di questi primi momenti, questo Sicilia in Bolle è giunto alla quinta edizione che cresce sempre di più? Sicuramente la cosa bella è innanzitutto scoprire che anche la Sicilia fa bollicine, perché di solito la Sicilia è conosciuta per i grandi neri d'Avola, per i bianchi dell'Etna, ma non tutti sanno che invece c'è anche una bella realtà spumantistica che grazie a questo evento si ha la possibilità di conoscere e soprattutto di degustare, per cui un premio alla delegazione di Agrigento e a tutta la Sicilia che ci dà questo grande regalo e questa grande occasione. Di cosa vi occuperete? Cosa farete sostanzialmente? Intervisteremo anche noi le persone che hanno contribuito alla manifestazione e degusteremo ovviamente, perché trattandosi di una TV di vino dobbiamo anche noi dire la nostra in merito al prodotto.